Andiamo adesso sulla scacchiera, quindi andiamo a vedere le applicazioni pratiche di tutto quello che abbiamo visto prima, perché alla fine, come vi ho detto all'inizio del corso, bisogna guardare la teoria e poi la pratica. E è importante capire sia la teoria che la pratica, perché entrambe sono fondamentali per riuscire a raggiungere un livello di strategia ottimo per giocare poi le partite con molta facilità. Quindi questa è una partita giocata fra Spassky e Bronstein, quindi due giocatori molto forti. Ovviamente abbiamo E4 e 5. Come vi ho detto già prima, la scelta delle aperture influisce molto su quello che poi sarà lo svolgimento della partita e di conseguenza anche l'attacco. È per questo che questa partita non a caso è un gambetto di re, perché il gambetto di re è conosciuto per essere una partita dove il bianco va subito a sacrificare questo pedone in F4. Magari non è tra le più corrette, però l'idea è poi quella di andare ad espandersi velocemente con D4, alfiere C4, cavallo F3, possibilmente anche alfiere per F4, arroccare corto, avere la colonna F aperta e andare subito ad attaccare immediatamente il re avversario, come vi ho detto prima. Quindi questo già ci pone nell'ottica di una partita molto veloce e tattica, dove il bianco dovrà attaccare e il nero dovrà difendersi. Poi naturalmente questo dipende poi anche da quello che gioca il nero. È chiaro che se il nero sceglie una difesa dove va a contrattaccare, come abbiamo visto prima, non dovrà difendersi allo stesso modo. Quindi abbiamo cavallo F3, D5 e per D5 e qua alfiere D6. Alfiere D6 forse non è la mossa più corretta, se giocate questa variante forse cavallo F6 è più precisa per andare subito ad aumentare la pressione sul pedone in D5. Comunque abbiamo alfiere D6, cavallo C3, cavallo E7, D4 del bianco. Vedete che il bianco ha uno sviluppo molto tranquillo, arrocco corto, e qui dopo H6 cavallo E4. È vero che cavallo E4 di per sé non è una mossa di attacco, però già con cavallo E4 voi potete cominciare a vedere come il bianco in questa posizione abbia capito che ci sono prospettive sul lato di re, e anche se non sembra, perché non sembra in questa posizione che ci siano prospettive, ma se voi vedete quello che ha fatto il bianco nelle prossime mosse, che è veramente fantastico, capite veramente come riuscire a trovare un piano in una posizione in cui il piano non sembra neanche che ci sia, perché se voi capite bene questi principi di attacco e capite, ripeto, bene la fase di accumulo, che è la fase più importante del processo, voi riuscirete a creare attacchi che neanche vi sembra che possano esistere in questa posizione. Se uno infatti dovesse vedere questa posizione, a prima vista non sembra che il bianco abbia un attacco schiacciante, anzi, sembra che il nero stia anche bene, onestamente, dal punto di vista puramente di questa posizione. Però il bianco, ripeto, adesso vediamo cosa ha fatto il bianco, quindi cavallo E4, cavallo per D5, C4. C4 non è una mossa che ha l'obiettivo di attaccare il cavallo, questo è ok, questo è un guadagno di tempo, però l'obiettivo in realtà è diverso. L'obiettivo qual è? È quello di giocare C5 per guadagnare spazio, questo sicuramente va benissimo, perché come abbiamo visto prima bisogna giocare su entrambi i lati della scacchiera, bisogna stringere l'avversario in una morsa. Ma dopo alfiere 7, questa è la posizione più importante della partita, e qui si vede veramente la genialità di Spassky, che ha visto tutto questo da quando ha giocato a cavallo 4. Qui in questa posizione è chiaro che il bianco vuole attaccare sul lato di re, perché questo è il senso di giocare il gambetto di re. Come però attaccare? Questa è la vera domanda, perché la regola dei tre pezzi ci dice che noi dobbiamo avere tre pezzi per attaccare, e questi tre pezzi, aggiungerei, non possono essere alfiere e due cavalli, perché non si può andare armato con un alfiere e due cavalli e basta, con un re abbastanza difeso, quindi dobbiamo portare anche almeno un pezzo pesante nell'attacco. Non dico che non si possa andare armato con alfiere e due cavalli, però ecco, se vogliamo renderci la vita più semplice, portare magari la donna, per questo è importante scambiare le donne se ci si difende, è importante. Come però riuscire ad arrivare a tre pezzi in attacco? Bisogna portare la donna, quindi, perché l'alfiere bene o male sta già attaccando, il cavallo è già in fase di accumulo completata, bisogna portare la donna. Come si porta la donna? Beh, per portare la donna ora si porta la G4 o H5, che però è molto difficile, perché se voi ci pensate, non soltanto per arrivare in G4 voi dovete spostare il cavallo da F3, ma una volta arrivati in G4 vi ponete anche sulla stessa linea del alfiere, e la donna in H5 forse è un po' meglio, ma comunque la donna in H5 non attacca niente, e questo è il problema, che va bene la fase di accumulo, ma
la fase di accumulo deve comunque essere fatta in previsione della fase di scarico. La donna in H5 non ha nessuno scarico possibile, non minaccia niente, quindi va bene, lo state portando lì, ma non sta facendo niente. L'alfiere in D3, come vedete, sta puntando su questa diagonale, quindi può avere senso giocare alfiere C2, perché giocando alfiere C2 il bianco può giocare donna D3 e puntare verso lo scaccomatto su questa diagonale, e questa è stata la strategia di Spassky che gli ha permesso di vincere la partita. E voi vi chiederete perché il cavallo in E4 è un cavallo forte, un cavallo che sta attaccando, perché sta impedendo il cavallo F6 del nero, che è la mossa che difenderebbe questo scaccomatto, quindi il cavallo in E4 è molto molto forte. Abbiamo torre 8, quindi, del nostro Bronstein, e donna D3. E già qui vedete come abbiamo 3 pezzi in attacco, facilmente disposti. Alfiere, donna e cavallo sono sufficienti per dare scaccomatto, perché basta togliere il cavallo e arriva donna H7, quindi ecco, già abbiamo una minaccia di matto concreta. E 2 dell'avversario di Spassky, quindi e 2 del nero, e 2 è una mossa fastidiosa, perché su donna per E2, che è la mossa più naturale che sembra, ci mettiamo innanzitutto sulla colonna della torre, ma soprattutto non possiamo più minacciare matto su questa diagonale, quindi donna per E2 sicuramente noi non la vogliamo fare. È anche vero però che se non facciamo donna per E2 dobbiamo spostare la torre, quindi giochiamo torre 1, e torre 1 il problema è che non siamo più sulla colonna F, quindi non è veramente facile come cosa, anche perché torre F2 è una mossa che uno non vorrebbe fare, nel senso che non vorrebbe scordinarsi così tanto i pezzi, ed è per questo che dopo E2 il bianco qui ha trovato un sacrificio fantastico, veramente incredibile, ha giocato la mossa cavallo in D6, sacrificando totalmente la torre, che peraltro arriverebbe con presa, promozione e scacco, quindi è una torre gratuita completamente regalata, perché come ho detto prima il materiale è uno degli squilibri che abbiamo visto insieme, ma alla fine lo squilibrio dell'attacco al re è il più importante, perché qui se noi stiamo minacciando scaccomato in 2 mosse, quindi della torre non ci può importare assolutamente. Ora qui il nero poteva giocare subito E per F1 tranquillamente, ha voluto giocare invece cavallo F8 per difendere subito il matto, ma qui arriva cavallo per F7, qua il nero ha mangiato, tanto non gli costava niente, e in questa posizione ormai veramente è praticamente collassato ormai il nero, perché la donna è attaccata, il cavallo sembra essere in presa, ma in realtà su re per F7 la posizione diventa veramente ingestibile, perché poi vedete che il re si mette sulla stessa colonna della torre, quindi la posizione non è più difendibile a questo punto dopo scacchi di scoperta, cavallo G5 eccetera, alfiere B3 poi che attacca il re da parte del nero, quindi re per F7 perderebbe al colpo, alfiere F5 da parte del nero, non è chiarissimo, non sembra essere chiarissima l'idea fondamentale è quella di portare la donna in F5 per poter giocare donna D7 e permettere lo scambio di donne. E qui vedete quello che vi ho detto prima, il nero vuole scambiare le donne, quindi ha sacrificato un pezzo per giocare donna D7 e scambiare le donne, perché se il nero riesce a scambiare le donne, per esempio su donna per D7, cavallo per D7, questa posizione è molto più facile da giocare per il nero, perché comunque in questa posizione il nero non ha più le minacce di matto che prima invece si trovava costretto ad affrontare. Abbiamo quindi donna F4, alfiere F6, cavallo salti in E5, vedete come il bianco ha sempre più di 3 pezzi in attacco, questa è una cosa costante, non è che il bianco ha 2 pezzi poi 1, il bianco ne ha sempre minimo 3, in questo caso anche 4, se non 5 addirittura, perché su tutti i pezzi sono sul re avversario, quindi è una posizione totalmente ingestibile. Alfiere B3 come vi ho detto prima, alfiere per E5, cavallo per E5, re H7, donna E4 scacco, qui a questo punto il nero ha abbandonato perché la pressione è troppo alta, c'è l'alfiere, il cavallo, la donna, la torre, e qui fra un po' arrivano colpi tattici, torre per F8 sta per arrivare, seguita da cavallo G6, la posizione diventa veramente ingestibile. Quindi tutto questo, se ci pensate, è partito da una banalissima cavallo E4. Questo è tutto partito da una fase di accumulo in cui il bianco ha capito che doveva portare altri 2 pezzi per attaccare il re avversario, e ha portato prima il cavallo e poi con calma, con questa manovra, ha portato anche la donna, e qua ha minacciato matto e ha vinto la partita. Quindi ha rifiutato lo scambio di donne, anche questo è molto importante da dire, quindi non scambiare le donne quando si sta attaccando,
e vedete come tutta la teoria che vi ho detto prima comincia ad avere adesso un senso pratico all'interno della partita, perché questa partita l'ha giocata Spassky, ma potevate benissimo giocarla anche voi, perché non è una partita estremamente complicata con sacrifici. Ok, c'è stato un sacrificio di torre, ma non è stata una partita con calcoli super complessi, è una partita che ha molto senso dalla parte del bianco. Il bianco ha fatto manovre molto semplici, sacrificato una torre nel momento più importante della partita dove stava già minacciando matto e ha concluso molto facilmente la vittoria, quindi un'ottima partita da parte di Spassky.